in collegamento con noi. Buonasera Cavaliere. Pronto Cavaliere? Mi sente? Cavaliere? Pronto Cavaliere Berlusconi, mi sente? Cavaliere, sto gran paio di cocommeri. Hai visto? Ma cosa ci fa? Scusate, Gianfranco Funari collegato con noi. Buonasera Funari, io aspettavo Vespa e invece c'è lei, come mai? Mi dispiace per te, caro Vespa. Come puoi vedere, tu non sei l'unico che ha dei santi in paradiso. Stavolta parlo io e come si dice a Roma, a chi tocca non se ingruffa. Ma guardi Funari stia attento, parli e moderi il linguaggio. Ma moderare il linguaggio di che? A parte il fatto che io come moderatore sono più bravo di te. Qui non c'è niente da moderare perché in paradiso le parolacce non si possono dire purtroppo. Eh sì, meno male che non si possono dire, anche perché noi siamo in fascia protetta e quindi se lei non rispetta la fascia... Ecco, per farti un esempio, se prima io potevo dire non mi rompere Funari... non mi rompere ecco, visto? Ora le parolacce non le posso dire manco per esempio. Ma dimmi tu se questa è vita. Ora devo tenere il linguaggio più equilibrato. Al massimo posso dire una cosa tipo non mi infrangere i mappamondi, che quando parlo sembro il mio caro amico Piero Angelo. Sì, vabbè, io però, caro Funari, non ho ancora capito perché adesso invece del Cavaliere è entrato lei. Per la par condicio celeste, per ogni preghiera rivolta al Padre Eterno, ne arriva una al Signore del Cielo. Quindi si sta riferendo a Dio? No, mi riferisco a Marduk, il padrone de Sky. C'ha più parabole lui che tutto il Vangelo. Vabbè, ho capito, caro Funari, ma lei cosa c'entra in tutto questo? Mi dica. Anche se sto qua... Grazie col sottofondo di Berlusconi, grazie. Per questo mi sono scollegato e mi sto collegando via satellite. E la prima cosa che voglio dire è che tutti sti politici si devono andare a casa. La prego Funari, la prego. Andare a casa, ti sei preso un bello spavento, hai capito? Sì, no, perché vabbè, che vuoi fare? Lei è una persona incontrollabile, lei non è un esempio costruttivo per il giornalismo italiano. Perché tu invece sei un giornalista esemplare? Ma fammi il piacere, ti chiami Vespa e non sei nemmeno pungere. Ma se non fosse che sto qua, sì, va bene, ma grazie. Qui almeno in paradiso c'è sta la libertà, qui puoi scrivere tutto quello che vuoi. Sì, va bene. E certo, il problema è che poi nessuno lo legge. Stanno tutto il tempo a cantare e pregare. Che palle, sempre la stessa musica, mi sono stufato di questi angeli canterini. Ti direi una cosa, farei anche un sacrificio. Ogni tanto le canzoni me le ascolterei, sai di chi? Di Cristiano Malgioglio e De Bubo. Ma sta lagna, vi prego. Vabbè, cosa pretende, scusi, là è il paradiso e quindi questo deve ascoltare. E certo, io te devo dire una cosa, è una cosa semplice. Sai cos'era? Era meglio l'inferno. E visto che non è una parolaccia, sai che te posso dire? Che ti dico? Dimmi. Ora all'inferno ci mando te e ti auguro che possa prendere tutta la corrente che passa porta a porta. Ti faccio venire un bel raffreddore di quelli che te deve stare sdraiato a letto per un mese. Funari, la prego. Mortaretti tua, stammi male. Arrivederci. Vabbè. Ora mi vai a curcum. Antonio? Sì. Come sto? Salute, bene. No, dico, come sto? Guardami, come sto? Bene. No, guardami, Antonio, guardami. Sì, guardami, stai Antonio. bene. Aspetta, mi fria la testa, aspetta, Antonio? Sì. Guardami. Stai bene. Ma stai bene cosa? Stai bene. Quando uno sta bene in salute, l'esame su a posto, il sangue è preciso. Ma no, ma che c'entra? Io sono stata dal parrucchiere, scusami, ma com'è che non ti accorgi di niente? Ma porca miseria, va! E trovassi chiuso, trovassi. Sei un cretino, sei un cretino, come al solito. Ma non sono gli stessi di quando sei uscito. Non sono qua. gli stessi, ma vedi che c'ho la piega fatta, ma porca miseria, ma poi io a te non ti dovevo sposare. Perché? Perché dopo tanti anni l'uomo poi non se ne rende più conto. Io a Pasquale mi dovevo sposare, il mio ex. Quello ogni volta che io andavo dal parrucchiere non solo se ne accorgeva, ma veniva con me dal parrucchiere, tutte le volte dal parrucchiere con me. Vabbè, ti potevi tenere a Pasquale. Usavi che finifici. Come? Usavi che finifici, Pasquale. Capace che scappò con il parrucchiere, che ne
Senti, se mi devi fare nervosire, dillo subito però, Dai, abbiamo fatto l'amore tutta la notte ieri, perché sei arrabbiata? E mo domani? Vedi, Antonio, fare l'amore con te è come stare sulle montagne russe. Cioè? 10 secondi di adrenalina e mezz'ora di nausea. Mi devi umiliare così, veramente, sei proprio disgraziata, mi devi umiliare in questo modo. Che vuoi Non è dire? mai Che stato vuoi il dire? tuo forte, mai. Sì, Diciamo, la sì. prestanza fisica mai è stata il tuo forte, nemmeno Perché? quando avevi 20 anni. te lo Ma ricordi? che dici? Se a 20 anni era l'inferno, un fuoco, come ora un Sì, fuoco. il fuoco un di fuoco. Sant'Antonio, ma che stai dicendo? Vabbè, Fuoco. sempre fuoco lascia stare, Ma a 20 che? anni un fuoco. Sì, ma te lo ricordi tu la prima volta che abbiamo fatto l'amore? Eravamo nel fienile. Perciò che tu urlavi di piacere. No, non era era E non è la stessa cosa? No, non era piacere, no. E chi era? dolore perché era assetato sopra forcuni. Quello è. Sei veramente... Non mi meriti, tu non mi meriti, niente, vergognati, mi tratti sempre malissimo, mi umili, mi tratti Non male. c'entra, è che voi arrivati a una certa età, voi uomini, vi credete tutti quanti Rocco Siffredi, ma poi... Perché oggi femmini che vi sentite tutti Monica Bellucci? certo, lo immagino, Che? perché se ti trovassi Monica Bellucci nel letto tu che faresti? Io chiamassi la polizia perché secondo me morivo, è morta. Lo vedi? Niente, sai una certo. cosa inutile, guarda, io uno di questi giorni... Io ti lascio da solo. Io me ne vado con il primo che incontro per strada. Voglio vedere poi che fai. Come? Voglio vedere che fai se me ne vado e per col primo che passa per strada. Avviso un secondo, così si sta a casa, chiedo mischino. Mischino si cretino. sta a casa, non esce. Sei un cretino, guarda, sei un cretino. un cretino. Cioè, tu mi vuoi dire Sì. che non ti importa niente di me? Cioè, se io un giorno dovessi uscire fuori di casa, andarmene via di casa, tu che faresti? Cangia la serratura, subito. Lo vedi? Sei un Subito. inutile, un uomo inutile. Ecco che cosa sei, un uomo inutile. Io non ti ho fatto mancare mai niente, Tutto mi hai fatto mancare, tutto, Antonio. Mai una volta che mi avessi regalato un fiore di tua spontanea volontà, mai una Vedi, volta. sei materialista, io sono più spirituale, tu sei troppo materialista, io sono spirituale, ad esempio, tu ci credi nella vita dopo la morte? Dopo la tua di sicuro. Vai casa. Basta. Io non ti ho fatto mancare niente, ti ho comprato tutte cose, anzi ti ho pagato pure un corso di autostima. Mi appezzaste soldi, appezzaste. Perché? E perché? Il professore mi ha detto, signora, si metta davanti allo specchio e continua a dire sono Alessia Marcuzzi, sono Alessia Marcuzzi, sono Alessia Marcuzzi. Che non va bene? Perché? A dove andare Alessia Marcuzzi? Non sei Alessia Marcuzzi, però di corpo vai benissimo, ogni mattina incredibile. regolare, precisa. Io uno di questi giorni ti do una risposta, ti do uno schiaffo morale, sai che c'è? Perché? Che io venderò il mio corpo, lo venderò, caro Ma mio. così la va a cattare? Vedi che ci sono donne che guarda, si fanno pagare pure 3.000 euro a notte, si fanno pagare. Addirittura. Sì. Io, per esempio, chissà, quanto potessi addomannare io? Non lo so. Non ho capito la domanda bene, non ho capito. Dico, 3.000 euro a notte, assai, insomma, io quanto potessi addomannare? Fatti tirare un rimborso spese. Sei un cretino. Fatti pagare la benzina. Sei Io un ti fa pagare cretino, ma sei perché- In guerra si vedono cose brutte e se non stai attento il nemico ti riempie di piombo. Io già sognotto un chiommato. Eccolo qua il mio socio in battaglia, sempre ubriaco. Lui non ha capito che questa sarà la sua tomba. E come ucciderà su carino? Intendo dire che l'alcol ti ucciderà lentamente. E io naio premura. Smettila e non mancare all'addestramento. Ci insegneranno come lanciarci dall'aereo col paracadute. E io già lo so fare. E come fai? Che mi metto sull'aereo, prendo quota e mi lancio e tiro le leve per cadute. E se non si apre? Tiro quelle d'emergenza. E se non si apre? Tiro quelle in E riserva. se non si Tiro i apre? santini in dall'aria. I santini, e perché? Perché uscirne tutti i santi aiutano. Tu e le tue tecniche. Dimmi, come fai a sorprendere il nemico che arriva a ore 12? Scendo all'11:30. Concentrati, la prossima missione è difficilissima. Incontreremo l'esercito della Transilvania. Scaglieranno contro di noi i temibili vampiri. Ci penso io a stesso Casanno.
Con i mezzi messi a disposizione dell'esercito parto e me ne vado nel campo base nemica. Arrivo là, raggiro la sicurezza, illudo le telecamere di sorveglianza, entro e ce l'assa a me soggerà. E perché? Perché si succano un sangue, ma me sogge si succa uscire pietro. Base chiama Falco, rispondi Falco. Ci stanno contattando dalla base, vorranno aggiornamenti sulla missione. E tu aggiorna. Qui Falco e Vitello, vi riceviamo. Come? L'orso è andato in letargo? Anche la tartaruga è andata in letargo. Bene, signore. Vitello? Un attimo che mi informo, signore. Vitello! È andato in letargo. Il vitello non va in letargo. Ma in meno un quetturure sonno me le fa. Stiamo arrivando, signore. L'orologio della piazza ha battuto la sua ora. È tempo di aspettarti, è tempo che ritorni. Lo sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. Ci non un mano più bossa e ci scippo musa chi su qualche giorno. Bella polpetta! Sì, grazie Gioia, grazie. Posso essere il tuo sugo? Un sugo, ma con broro potevo fare tutto noi altro con sugo. Ma c'era impazzire, gente che faceva il teatro nel nostro teatro. Ma non si mi ha molto buttato, che mi fa scappare la bocca. Ma così mi fai venire, mi saputo i vermi maligni così, Sono Gioia. emozionato! Io che c'hai già sogno deboli di stomaco, figlio. Sono troppo emozionato! Magari io sono emozionata, Gioia mia, che mi sta contando, io c'hai mia cognata recuperata. Sta contando. Tu ti metti in casa. Mi dispiace. Questa fassa che hai, ma... Che è successo? Niente, perché non lasciami stare, che io hai me, ognuno aveva i nostri, ma io hai me. Io voglio farti passare ogni pensiero. E chi se ci volessi veramente qualcuno che mi fa passare i pensieri? Ti voglio spalmare tutta di maionese. E che ci pare che era una porzione di patatine, non stai capendo? Ma che ti pare che sono? Una patata? E poi ti mangio tutta. A tesoro mangi di cretino? Ma ci rimorri, ma questi ma sono gente bastardi che facete entrare. Dovete fare entrare ammiratori, gente con i soldi. Il sindaco per esempio mi ci piazza ricordo. Lascialo Scusami. stare, sindaco. Si capi quando pigliare il sindaco meglio che mi piglia io, per quando meno. Un sindaco è troppo impegnato, io non ho che fare. Scusami, non so che gusti sei, ma è un bell'uomo. Non devo essere sincero, è un bell'uomo. Sì, ma io sono libero. E vabbè, se sei libero io non posso dire niente. Né io non sono gelosa, non ti preoccupare. Io per te farei tutto. Magari io per te farei tutto. Tu per me sei la stella cadente. Vuoi essere la mia stella cadente? Speriamo a Dio che ti casco un tuo battesimo e tu spacco una volta per sempre. Cretino. Salvatore, tu invece di furiare tutto diaccio, Salvatore, con te sto parlando, no carere, invece di furiare tutto diaccio, picchia queste gente e le butte fuori, no, che mi insultano. Io ho una malagonna richiesta che costa 500 euro tutta plessettata e gli da parlare con questo specie cristiano che pare che ha punto quadro e la televisione delle tare, va, ma ci rimorri, vero? Ma ci rimbazzini, ma se chi bossa che hai, ma poi non ti sono tanto emozionato. Magari io già. Io per te farei tutto, io vorrei scrivere il nome tra le stelle. Ma siccome per te una stella è poca, io ho preso tante stelle. Giovanotte, la pinna l'hai? Sì. Un quaderno ci metto io, non ti preoccupare, Gioia. Non ti preoccupare che un quaderno non manca. E il tuo nome, per scriverlo nel cielo, basta una costellazione. Non basta una costellazione, ne bastano due. Forse 3. Io ne ho prese 3 costellazioni e arrivavo a scrivere solo Sant. Sì. Senti una cosa, noi altri oltre ai bomberi non avevamo i bomberi. No. Avevamo magari i carabinieri e chi non manicomio. Ci vuoi andare? No. C'è un pommino che fuori in coppo, ti mettono una camicetta bella che da casa attacca da rete e ti mettono di palazzo. No. Ma cosa rimbazzire, costi, che cosa vuoi dire? Io vorrei prendere il mio cuore e metterlo Mi prendi il tuo cuore, vai avanti. Vorrei prendere il mio cuore e metterlo al posto dell'ernia perché un altro voglio. Finisce il cuore.
Natale, ma che inquadrature ti fai? Mi hai fatto vedere tutte le cosce in sottocoscia e magari la scusciatura, ma che rimorri? Ma non... Santina! Che? Oh! Santina! Ah, gioco così mi piace. Io Sanguigno mi piace. prenderei il mio cuore, lo metterei nel tuo petto e poi lo volissi cercare. Ma che un cuore? E ceccolo, magari senza cuore. Cieca, che c'è che ci carica? Caripenti, che è peggio lo cangurotto, puoi cercare il numero. Santina! Sì? Santina! Senti, non mi fare sta voce perché mi racconta a mio marito. Santina! Non mi fare sta voce! Che a me mi stanno suonando tutti i cosci, per favore, Io ti porterei in un parco giochi e ti metterei sull'altalena e ti spingerei, Santina. Io ti buttassi a cannezzare e ti facessi a recuperare per tutta la vita, per esempio. Ma cose da impazzire. Santina? Santina, io per te ho portato un presente. Come un presente? Ma io mi stanno arricciando proprio le carni. Mi stanno spondando le papole, guarda. E per popolare di tutto ci vuole tempo. Ma sti capiti su dei to? Ma c'hai belli capiti? Ma che è? Il retina da testa, figlio? Sì. Ti devi fare lo shatosh. Ah sì? E tu lo sai Guarda fare? quante signore che hanno lo shatosh. E tu lo sai fare? Come? Lo shatosh? Certo, io ti metto sotto il rubinetto, prima ti lavo perché cainza, sai che ne esce acqua cainza. Poi dopo che te le lavo tutti che te le friziono, perché dopo c'ho la frizione, manco qua prima c'è chi direttamente. Dopo che te le friziono ti passo lo shampoo, poi ti passo lo shatush. Sai come tu faccio shatush? Come fai? Con casame tu faccio shatush. Ti faccio impiegare tutti i risultati. Ma può fare tutto il capo! No, gioco ti faccio la ceretta. Prendo le strisce e ti strappo. La prima te la faccio un dopetto. No. La seconda te la faccio nei cosci. E la terza? Ma ci vuole una ceretta tanta! Ma non sacci le pape, la ceretta tanta! Ma per favore! Che ne mancavano scecchi alla fiera? Santina! Dimmi. Io per te ho portato un regalino, ma tu devi chiudere gli occhi. Devo chiudere gli occhi? Devi chiudere gli occhi. Mamma mia! È un regalo molto particolare. Oh! Sì. E allora chiudo gli occhi. Chiudi gli occhi. Però siete aliati, guarda. Tu chiudi gli occhi. Controllate, sindaco, guarda. Mi alzo. Che mi mettono in Natale, cuore. mi alzo, chiudi gli occhi. È una collana, Santina. Una collana? È una collana. E la cura mi scioglie dopo, Fatte con le mie mani, Santina. Mena. Una collana con le mie mani, Santina. Santina, una collana per te. L'ho capito, una collana per te, fatta con le tue mani. Apri gli occhi, Santina. Grandissimo coso caffè tu e il non durisci. Scusate, no, ma fiamola buona. Coso caffè tu e il non durisci. Coso caffè. Non ti è piaciuta? Non stati ferma che non ti muovi. Questo sai che fare tu? No. Pigli. Sì. Spicchia uno a uno. Sì. A moneta generica poi ti ricordi della mettere. Spiegamelo tu, vai, spiegamelo. Grazie. Uomini e donne, lo sapete? Uomini e donne siamo diversi, ma non diversi che è chiusa, no, con la E aperta, diciamolo insieme che porta piccioli. Uomini e donne siamo diversi, sì, siamo diversi, completamente diversi. Se per esempio un uomo e una donna, così, per esempio una donna, no, che incontra una sua amica, se incontra una sua amica che gli fa, lo sai, io aspetto un bambino. La donna si commuove, ma che meraviglia, è un dono del cielo, è bellissimo. Se l'uomo incontra un suo amico che ci fa, lo sai, aspetta un bambino, l'uomo un si commuove, uta lì e ci fa, inchiancucciaste, Siamo diversi,
Se una donna incontra un'amica che non vede da tempo, oh, ma che meraviglia, ma quant'è che non ci vediamo? Ma sei bellissima, sei pure dimagrita. Ah, ma stai veramente, ma d'altronde tu sei sempre stata bellissima. Se un uomo incontra un amico che non vede da tempo, oh, testa de cane, ma non ti stai a rompere i coglioni? Cioè, proprio siamo diversi. Per esempio, la donna si lava sempre, la donna si lava ogni 5 minuti, la donna si lava 5-6 volte al giorno. L'uomo no. L'uomo si lava solo se va a nascere. Se non va a nascere, che motivo c'è? Cioè, ma che se un uomo sta a casa consecutivamente 3 giorni, diventa una specie di uomo delle caverne, una specie di caturamunnizza. Se tu moglie cerca tuo marito o lo trovi, basta che segui un feto. E un trovo, c'è roba se fa così. Dopo 3 giorni che si rientra a casa, non ne lava, l'uomo si trasforma in un uomo di Neanderthal, la barba lunga, capelli tesi, un pigiama tutta giornata, i ciabatte, manchi i sus, perché ci si deve pure a camminare. Ma perché un lavate? No, non me lavo, faccio acqua in terra, no. Ma perché non te lavi? Noi uomini non ci laviamo per non allordare l'acqua. Ah, così, cioè siamo diversi. Cioè, per esempio, gli uomini, cioè la donna si lava con piacere, l'uomo l'unica cosa che lava con piacere è la macchina. La macchina, perché l'uomo... chi si sono gli uomini che battono le mani? È così, perché se fosse per l'uomo, sua moglie posteggiasse in un garage e io si cuccasse in un letto con la macchina. Siamo diversi, amici miei, siamo diversi. Poi non ne viene la frevi. Una donna con 45 di freve cucina, lava, stira, accompagna i piccini da scuola, va a travaglia. A così, la verità. L'uomo quando c'aveva 37 chiama Parrino con l'acqua beneretta. Ma che fai, scherzi? L'uomo con 37,2 gli si immobilizzano mano e per. Ma va piglia coperta. Mo va a pigliare un telecomando, mo va a pigliare un bicchiere d'acqua e tua moglie ti va a pigliare pure la pistola, cosa ti spara? L'uomo, sapete cosa? Che mi faccio dire? È vero. L'uomo, amici miei, l'uomo con 37,8, l'uomo c'ha gli sbalzi d'umore tipo menopausa. Con 37,8 prima di lì a tua moglie ci fai amore, io pure se mi sento male ti amo. E tua moglie, ma su non hai niente, ti odio, ora me ne vai, non ne vai magica. Tua moglie non sa se ti va a pigliare la tachipirina o l'assorbente con le ali, perché chi sono ne freve, sono menstruazioni. Cioè, ma che? Siamo diversi! Ma chi vai a contare? La donna riesce a vedere l'alone di umidità di 1,5 centimetri che si è fatto sul comò all'ingresso della casa. L'uomo manco sa che all'ingresso c'è un comò, non lo sa. Se è vero, è signore ci vero, è così. Siamo diversi. Si vede che io ci compatisco a suo marito, signora, mi deve credere. No, siamo diversi, per esempio, che vi posso dire, la donna riesce a fare delle cose che fanno gli animali. Gli animali, per esempio, quando tu c'è un cane vicino, sempre ti dicono a sta cura non ci fare abire che hai paura al cane, perché il cane lo sente. Che a me sta cosa non mi è piaciuto mai. Cioè il cane lo sente, se io ho paura proprio lo sente. Cioè, ma scusami, abbiate pazienza, se io ho paura, me cacore sopra, e se io me cacore sopra, lo sente pure lei, se io non c'è bisogno di essere cane. Cioè, però la donna riesce a fare. No, mi spiego, dice dove vuoi arrivare. La donna riesce a farlo, lo sente. Se tu hai un amante, se tu la tradisci, la donna lo sente. Se tu c'hai domande per chi si accattò un pariscappo di 100 euro, non ci senti più.
Se tu la tratti male, la donna lo sente. Se tu la trascuri, la donna lo sente. Se tu ci dici di canciare canale, levare a Maria De Filippo e mettere la partita, non ci senti più. La donna ci sente a convenienza. E poi, amore, quando dici queste cose sei falso. Amore, tu invece sei falsa invalida. Perché una volta ci sente, una volta non ci sente. Siamo diversi. Ma che va... Noi uomini siamo così come ci vedete, è così. Nature. La donna no. La donna sa a fingere. In estate tu vedi una donna è perfetta. Si depila i gambe, si depila i scidi. In estate è perfetta. Perché avete tutte cose scommigliate. Appena arriva l'inverno, ecco moglia tutte cose. Sutta di magliuna e a di cappotti, coltivazioni di pilo. Piantagioni di pilo, vaguna di pilo. Cioè, che a confronto i cani e i gatti tutti ignusi. C'è tu nelle notti d'inverno su te coperte a tua moglie vai per accarezzare la coscia. Ci accarezza la coscia e sopra sta coscia trovi una barba di una settimana. Che pure un porno divo ci passasse la voglia, dico, ma ci cala il desiderio. Cioè tu ci tocchi sta coscia e trovi, appena ci trovi tutto sto pilo, qualche domanda te la fai. Ma io sogno cuccato con mia moglie o con mio frate? Perché io capisco che è difficile depilarsi, è complicato, depilarsi è doloroso, ma tu pure a me ama a capire. Io con tutto questo pelo mi pare che sogno cuccato con lupo e cappuccetto rosso. Non è possibile, siamo diversi. Una volta quando ero piccolo io, negli anni '80 invece, le femmine si usavano pelose. Negli anni '80 i femmini su tescidi avevano ciuffi di pilo che parevano sparici. Ma che fai, scherzi? Una volta i femmini su tescidi avevano ciuffi di pilo che a Natale ci poteva fare un muscolo presepe. Può parlare chiusuta, bella madre, la foresta amazzonica. La giungla, la savana, che senza mai un segno russo ti trovavi davanti a lei mentre si lavava i mutanne, venivi investito da un'onda d'urto di pilo che rischiavi di morire affogato. Ora no, ora le donne si depilano tutte, e stanno a depilare pure a te. Che chi do problema? Amore, se mi depilo io, ti a depilare pure tu. E ti portano all'estetista. L'estetista è una tortura cinese. L'estetista è un crimine contro l'umanità. Se vuoi vedere come è fatto un ferno, vattene all'estetista. Perché l'estetista come funziona? L'estetista funziona che ci ti fa la ceretta. La ceretta è fatta cacira caura! Quando meno te l'aspetti ti arriva una colata lavica a 3.000 gradi di ciracaura d'incontro, tipo Etna, che a confronto un pugno una faccia è una cosa di amicizia. Che tu dici, ma io non ho mai provato un dolore così forte. Sì, e ancora non abbiamo cominciato. L'estetista è senza pietà, fino a quando non ti viene morto da sola ti scippa l'ultimo pelo. Che poi se tu trovi l'estetista pratica, tu scippa tutta una volta. Se tu trovi l'estetista pratica, tu scippa picca e tu... sparatemi, non mi facete soffrire. Sparatemi per cortesia. E mentre tu sei distrutto dal dolore, tua moglie ti dà lì e ti dice il proverbio più stupido del mondo. Amore, se bello vuoi apparire... Un poco, devi soffrire. E tu sì, ma se tu la finisci di parlare, la lingua ti va a seccare. Con questo che cosa posso dirvi in conclusione? Che uomini e donne siamo diversi. I comici da presentare. Cuci mi fa pigliare il cocca. No, è possibile.
Non è possibile, lei è un cane con la faccia da uomo. E lei è un presentatore che ha la faccia di cane, non l'ho capito. Cosa c'è? Ma signor Matanga, dai che sono nervoso. Perché è successo? Che ho litigato con mia moglie e abbiamo litigato e è finito il matrimonio. Perché addirittura? Ne sceremo come i cani. Ovviamente. Non avevo dubbio. Solo che l'unico problema è che ho parlato con l'avvocane. L'avvocane, giustamente. E praticamente mi sono rimasti tutti cuccioli a me. Giustamente. Io non li potevo campare. Non li potevi campare, quindi... E una piccola parte l'ho regalata su Facebook. Non si fa questa cosa, non si fa, ma nemmeno c'è un futuro. Ma che futuro gli Ma dai? che posso fare crescere in mezzo alla strada? Ma dovevano crescere, sono cani. Sono rimasti soltanto gli ultimi 2 cuccioli. Ma 2 non lo sai fare, c'hai una mano, una zampa. 2. Te poi seggiavo, guarda. Ma fai il parcheggiatore, ma che c'è da ridere? Gli ultimi 2 cuccioli. Il più piccolo, infatti, sono andato a prendere adesso al catechismo. Avete un catechismo di cani? Certo, abbiamo la chiesa noi. E che chiesa è? La chiesa di San Bennaito. Ho sbagliato io a chiederlo. Abbiamo un prete eccezionale, signore. Vede il prete? È uno che ci segue nel cammino. Chi è? È un paisole tedesco. Che fuoi te? Invece il grande dell'MSP è pure figlio d'arte, fa posteggiatore siccome qua il lavoro scarseggia. Come scarseggia? Non c'è più niente, infatti l'ho mandato dai miei parenti in Francia a lavorare. C'avete i parenti in Francia e dove? A Cannes. No, stai fermo, non ti permetti. Sono un calore, signore. Che me ne frega? Niente, dopo questo discorso oggi ho detto va fatelo assai da fuori, figlio mio, perché da quando Matanga e Menafosi sono presi questo teatro il posteggio non fa più niente, non si guadagna più. Perché non fa più posteggio? Perché non si guadagna più niente, infatti siamo a lutto. E perché siete a lutto? Moriò cane, signor Matanga, vi saluto, ciao! She won't, isn't that a baby? She's gonna mock the boy. Oh, that she won't, isn't that a baby? Yeah, hey. Oh, that she won't, isn't that a baby? She's gonna mock the boy. Oh, that she won't, isn't that a baby? Yeah, hey. Buonasera, applausi, che so bene. Ma che è mercato ortofrutticolo? Chi no, si? Sono contento perché c'è un bel pubblico. A Ferrari Motte, non lo so. Sono qua, all'alde qua, mentre tu potessi essere all'alde là. Speriamo tu presto all'alde là. Basta! Buonasera a voi, meravigliosi. Hai visto? Guarda, applausi di chi tu forte. Sì, vieni. Sbampano come il fuoco dell'arte. Ti ho detto questa sera, fammi venire a esibirmi per questo pubblico che gli devo fare le poesie, per voi e per casa. Poesie o anche la piuma. Che fu? La piuma. Va, ti prego. Parlando di poesie, io prima nasco poeta e poi... Cretino, dopo però. Che c'entra? Che cosa? A proposito di poesie, ci sono di là 5 amici miei poeti della musica, sono i Camaleonti. Vero, verissimo. Prima ci sono andato in cammino e ti saluto. Ne trovai. Come, non c'erano? Ero mimetizzato, uno do muro, uno do fotello. Scusate. E me ne sono andato. Scusate. Ti ho chiesto gentilmente di farmi esibire, io faccio le poesie per questo pubblico, li faccio a ricreare la vita e poi tu torni, vabbè, poi tu fai il tuo momento. Ti spiace? No, io sono pure un poeta, quindi... tu fai poesie? Voglio fare poesie anch'io. Stasera si farà poesia, va bene. Quindi tu sei in grado di poetizzare? Certo, io sono un poetizzatore. Sì, così sì. Certo. Vabbè, quindi se io ora prendo, che ne so, un paio di titoli scolastici, tu li sai tutti? È come giocare con un bambino. Come rubare le caramelle al bambino? Faccio. No, non c'entro io. Va bene, prendiamo. Vediamo se c'è qualche poesia. Vediamo. Sei pronto? Non sbirciare. Quindi io ti dico il titolo e tu cominci la poesia. Si può fare? Sì. Aspetta che prendo il foglio. Avanti. Cavallina storna, forza. Non c'è. Se ne sto now. Scusatelo. Andiamo avanti. Il sabato del villaggio. Non la conosco, ma ne conosco un'altra dedicata a te. Qual è? Usciamo al villaggio. Per lui, autobiografia. Dai, va bene, andiamo con la poesia francese. Vi fai l'Albatros di Baudelaire. Baudelaire? Sì. Non lo conosco, io conosco sto soro, a Baudelaire. Ti prego, di non mi sminuire. Non sminuite il mio momento. Dai, va bene. Giovanni Pascoli, fammi l'aquilone. No, ci lo vai mano. Perché? Che no, con l'aquilone in Coppa Evento mi poteva Reggio Calabria. Ne potevi stare da, no? No, ci lo vai mano. Andiamo avanti. Dai, questa è bella, questa la sanno tutti. L'infinito lo puoi fare. Si può fare, chiaro assai. Mica posso muovere il cane. Da vicino, l'infinito è... L'infinito di Leopardi. Senti, va bene. Il passero solitario, questo è facile, dai.
Passo solitario, Giovanni Pasqua. Non lo conosco neanche, però conosco a Sosoro che travaglia sotto la mia casa, la passera solitaria. Che è amica del bordelare. Basta! Fammi la quiete dopo la tempesta, su. Che c'è? Non c'è vento, non c'è acqua. Quindi? Scampavo, non c'è tempesta. Passate la tempesta. Oh, da ugelli far festa. E la gallina tornata in sulla via che ripete il suo verso. Chi fu? Ma chiutti l'uovo. Da affogare. Senti che gentilmente, signori, per voi questa sera, cretinate soprattutto, per voi questa sera, pubblico a casa, pubblico in teatro, faremo il 5 maggio. No, un poco prima farlo, perché a maggio chiamo a fare. Sbaglio, non dei seggi. Cretino, il 5 maggio, il titolo, la poesia che è dedicata da Manzoni a Napoleone. Quindi vuoi fare questa poesia? Sì, signore, grazie. Ti presento allora. Bravo, ottima idea. Va bene. Allora, tu presentami, io entro, va bene? Grazie. Sta facendo la pipì, sta facendo. Ci vengo a caudiaccia insieme e faccio la pipì, che la gente che mi dà lei a casa. Presentami. Guadagni il centro del palco, presentami. Signore e signori, ecco a voi stasera. Scemo! Vi vedo. No, vi vedo. Fate gli stupidi, vi vedo. Non si fanno queste cose. Poi guardo le registrazioni e vi becca non tutti. Non ti preoccupare. Scusali. Signore e signori, ecco a voi stasera. Cretino! Chi sta fu una femmina? Una femmina. Signora, chi è lei? La me lo dica. Io la poesia non gliela faccio. Non fa. Poi però non si pinnassi. Non fate, fuori bello. Non sei tu, vero? No. Un piccerino. Non sei tu, vero? Grazie. Signore e signori, ecco a voi Diego Stranus, Caterina alla mano su come scada a bagno. Vabbè. Non vanificare. Non vanifico. Gentilmente, siccome è un momento di grande poesia, ho bisogno di un applauso, ho bisogno delle luci che vengano spente, quel faro, un bell'occhio di bue sul poeta. Scusate, qua non mi ascoltate mai, giusto? Le luci non si possono calare, astotare. Va bene, la faccia così. Ma. Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la svoglia in memore, orba di tanto spiro, così, percossa attonita, la terra annunzio sta, muta! Muto che è meglio, muta sta a destra, che sta facendo? Sta venendo roccoli. No. Presentimi a me, ti faccio una poesia, ti faccio Chira dell'Albero, che è bella. Che fai, scusa? Chira dell'Albero, Cachiandano. L'albero? La conosci che è stato l'albero, guarda? L'albero. Pianto antico. Una volta, poi diventa un albero. Certo, un gusto diventa cretino, quella che ha dedicato Carduccio al figlio morto. Fai tu, presentami. Che hai preferenze, poeta, maestro? Poestro. Sembra esagerato. Tu presentami, che rispondi? Da banna? No, io... Signora, affari vostri su. Un applauso per il poestro Salvo D'Antonio. Io è chiaro, adesso mi avvero un bicone a tutto lui, va bene? Per chiarimento. Su poeta. Prego. L'albero a cui tendevi la pargoletta a mano. Bravo. C'ero figlio rozzudano, miso sopra candarano. Ma perché? Perché era nano, io sa. Ma c'entra. Non applaudite, massacri le poesie, Vabbè, comunque andiamo al dunque, io riesco a fare anche poesie in rima baciata, tu mi un in tema, io tu sviluppo, tu faccio la poesia. E che tema vuoi? Non lo so, mare, montagna, fai tu, libero. Mare, mondo, mare. Chiesto, figlio, non tagliate male, Mare. Che dicisti? Mare. Vieni qua. Sì. Come dicisti? Mare. Mare, facile. Mare, amare. Mare, sognare. Mare, nuotare. Mare, cantare. Scusate, prego, fai... un po' prevenuto. Sì. Oggi sono stato al mare. Ho avuto voglia di pescare. Ho pescato 4 triglie dove l'acqua mi arrivava alle caviglie. Signori, applauso, rima baciata, pelle d'oca. E voilà. Sarà la piuma. Dammi un tema, Mario Monti. Aspetta che faccia seconda. Mare, Monti, mare, ne levo 2 e torna Monti. Ti saluta unito, mare. Mare. Fai mare, sprugliti. Oggi sono stato al mare. Non va bene. Perché? Perché oggi a mare ci fui io. Fondachiello. Io me ne alla playa. Vedete? Scusaci. Ho avuto voglia di pescare. No, non va bene. Perché? Perché oggi ho pescato io. Come pescassi? Bigattino. E io come un babbo come Mattia. Come Mattia. Oggi sono stato al mare e ho avuto voglia di pescare. Ho pescato 4 triglie. storioni. Va bene.
dove l'acqua mi arrivava... Mai! Abbessa sta cosa, Salvo. Vabbè, sistema. Oggi sono stato al mare e ho avuto voglia di pescare. Lo sappiamo. Ho pescato 4 storioni. Che ti ingattaste? Dove l'acqua mi arrivava alle caviglie. Non va bene. Perché? Ma perché non fa rima? Perché c'era bassa marea, con l'alta marea, che storione, l'acqua mi arrivava sempre. Vai via, forza, fuori. Signore, buonasera, buonasera. Scusateci. Ma buonasera, benvenuti. Cioè, vate ne uscissimo da casa, vi siete messi in macchina, arrivassimo qua, poi steggiassimo, venissimo a teatro. Ma come un visidia, no? A me non mi si diano tutte le cose. Io ho avuto una vita intensa, piena di donne, tante donne. Sì, ogni volta che le ho lasciate proprio non ci dice niente perché mi sediavo. Quando lasciai Belen, a tutta la mia casa era... Non lo so. Comunque... Quando ho lasciato Belen non ho dato spiegazioni perché a me mi sediava, proprio la lasciavo in 13, proprio. L'ho lasciata in 13, l'ho lasciata così, senza dire niente perché mi sediava. Anche quando ci siamo fidanzati non ci disse niente, proprio ci siamo fidanzati e non ne sapeva niente. Non sapeva nulla che eravamo fidanzati, niente. No, mi sediano tante cose, ma no. Ma butta, mi si dia. Anche a questi politici come non ci si dia. Dico sempre gli stessi discorsi, devono fare il ponte sullo stretto. Io una cosa facessi, proprio prosciugherei lo Ionio. Tra Messina a Calabria prosciughiamo tutto, leviamo il mare, così qua va in Calabria ci va a bere, qui viene in Sicilia viene a bere, se la spostano il ponte, ma ci hanno buttato i cabasisi con questo ponte, basta, ma come non ci si dia, a me mi si diano tutte le cose, ma butta, mi si dia. Ma no. Volevo salutare degli amici che sono venuti qua con noi, degli amici che sono venuti a trovare. Volevo salutare anche gli amici di Castellammare del Golfo che sono con noi. Volevo salutare mi si dia, un saluto più a noi. Mi si dia. Salutare, mi si dia. Ormai con questa tecnologia, continuamente questi cellulari, cose, inviamo email, posta non ne riceviamo più niente, non riceviamo più posta, solo email. Che uno apre la cassetta della posta e trova solo bullette. Dico, ma come non ci si dia a mandare sempre bullette? Come non ci si dia? Sempre bollette e basta. Tant'è che una volta nella cassetta delle poste ho trovato una lettera normale e mi sono spaventato. Disse, ma qua che rapero? Può essere che hanno rapito qualcuno, qualche domanda di riscatto? Mi si dia a vedere fumare questa sigaretta, ma mi si dia a fumare il mio. Mi si diano tutte cose. Tant'è che non fumo da una settimana, veramente, non fumo da una settimana. Respiro pure meglio, Sento odori che non avevo mai sentito. Addirittura l'altro giorno mi sono fatto una passeggiata in campagna e ho trovato 2 tartufi, proprio... Comunque, detto questo, io adesso vai a mancio. Guarda, se volete stare, state. Perché a mia mi si dia, arrivederci, mi si dia. Il commesso Pizzo, eccolo qua, il commesso Pizzo
Mio cugino che lavora in un centro commerciale dove la gente arriva a fare delle domande stranissime, ma ora se vi faccio sentire perché lui si scrive tutte cose. Tutte cose mi scrivo. Sentiamo da netto, però con calma, sempre con calma. No, con calma. Vai. Allora, se il buongiorno si vede al mattino, cominciamo a mezzanotte a travagliare. Sentiamo. Ma questo telefonino c'ha il silenziatore? Scelta, così minchiate Gasparo un sia. Ma chi può dire? Ma devi stare calmo, Senti comunque qua, calmo. senti qua. Sì. Buongiorno, avete portatavolinette per portatelevisori? Cioè, aspetta, portatavolinette per portatelevisori? E a televisione non ne date una chi dei soldi? Ma chi vuol dire? Non c'entra niente. No, non c'entra qui. Dai, stai calmo, andiamo avanti, dai. Buongiorno, avete lampadine a luce? No, signora, ne arrestano solo che te fanno scuro. Ma che ci sono? Può servire. Certo, oggi domani ti dicono vaga con scuro. Tu, e concludiamo con elemento radioattivo. Sì. Mi scusi, dico, ho visto che il 32 pollici LED costa 499 euro, ma il 40 pollici LED costa 899 euro. Ora dico, perché 8 pollici in più mi vengono a costare 400 euro? Il prezzo non è proporzionale, perché lei mi insegna che 499 sta a 32 come X sta a 40 tappate tippe da un biscotto, e quindi X è uguale a 499 per 40 su 32, che è uguale a 624 che al mercato mio padre comprò. Quindi se il 32 pollici costa 4,99, il 40 pollici deve costare 624. La matematica non è un'opinione. No, la matematica non è un'opinione. Che ti buttai su cervello una certezza! Ma lei state calmo! No! Calmo! She wanna get jiggy with the jiggy with it. Doesn't matter, that is forever, ever. She's like that is forever. She's like Uomini e donne siamo diversi, siamo diversi, lo capiamo da subito. Per esempio c'è una cosa che la donna ci piace fare quando si mette con un uomo, quando sta con un uomo ci piacciono i nomignoli amorosi. Il nomignolo amoroso! Per la donna il nomignolo amoroso è il simbolo dell'amore, per l'uomo è un simbolo della malafiura che farà con tutte le amici. Perché, amici miei, ci sono nomignoli amorosi che fanno arrezzare i carne. Ci sono quelli del mulino bianco. Crostatina, tegolino, a Natale pandorino, che ti venissero a pigliare a ruota del mulino bianco e scacciare la testa. Oppure ci sono quelli anatomici, cuore, sangue, sciato, ma che è un'autopsia? Ma che cos'è? Oppure ci sono quelli veloci, quelli del 2017, quelli veloci. Amo, Gio, Teso, Quo, Vi. Cato tu immagini si assettato catozzita che ti lì e ti fa: amo, sei un tesoro, Gio del mio cuore. Ma chi è latino? Che ci vuole vocabolario? Sì, oppure ci sono i nomignoli che vi posso dire, ci sono quelli offensivi. Mostriciattolo, bestiolina, tappo, tappo! Cioè se sta tozzita ti chiama tappo, o è cretina o sei mesi che ti fai i corna, io tu stai dicendo, c'è tappo! Oppure ci sono quelli che si usano per ora, quelli vegetariani, oppure vegani. C'è patatina, cipollotto, carotino. Cato tu immagina chi sto che torna a casa. Donne, è arrivato carotino. Ma com'è? Ma l'apice della stupidità del nomignolo amoroso si è toccata nel 1990 al Festival di Sanremo. Lo sapete? E allora ti chiamerò
trottolino, perché uno pensa, e allora, già che già fa schifo, e allora ti chiamerò trottolino amoroso. No! Io non c'aglio un ciabastò trottolino amoroso. Allora ti chiamerò trottolino amoroso e dudu da da da. La canzone in questione si intitolava Vattene amore. E ci credo che se ne va si chiama così. Siamo diversi. Siamo per esempio diversi nel fatto che la donna, tu capisci subito che c'ha a fare i regali tu uomo, e la donna non te lo fa capire proprio che vuole i regali. No! A mezzita quando ne misimo insieme non me l'ha fatto capire. Mi disse, allora amore, novembre è il mio onomastico, mi devi fare il regalo. Dicembre è Natale, mi devi fare il regalo. Gennaio faccio il compleanno, mi devi fare il regalo. Febbraio la festa degli innamorati, ma a fare un regalo. Marzo c'è la festa della donna, ma a fare un regalo. Aprile è Pasqua, ma a fare un regalo. Maggio facciamo l'anniversario, ma a fare un regalo. A giugno fai il compleanno tu e io ti faccio un pensierino. Io te faccio un regalo mese e tu mi fai un pensierino. Ma a fare la statua, ma a fare un pensierino. Ma come? Le donne sono così. Le donne se vogliono una cosa regalato, te l'hanno a fare capire. Non è che tu dici, ci voglio... No! Te l'hanno a fare capire e noi non lo capiamo. Quando mia madre voleva comprata l'aspirapolvere, il folletto, no? A me padrone che ci disse, voglio il folletto. No! Sapete che ci disse? Ci disse, lo sai chi pulisce da mia sorella? Il folletto. E me padre, ecco cucina, Biancaneve. Chi ne sapeva mio padre che cos'è un folletto? Chi mi racconta? Sembra così. Anche quando la donna fa i regali all'uomo, la donna fa i regali all'uomo, ma non è che ci fa un regalo per regalarci una cosa, no! Ci va a fare capire qualche cosa. Tant'è vero che le donne regalano soltanto maglioni, a così un ti veste come uno spardato, profumi, a così un puzzi come una crapa, e mutanne, a così ti ricordi che ogni tanto te la cangiare. E a quel punto, capito, quando tu sei incazzato, la donna alza gli occhi al cielo e fa, Signore, dammi la forza per sopportarlo. E tu, Signore, tu a mia la forza, un marare, perché se no piglia la seggia e ci rompo la testa. Basta, me ne vaio, ma la verità è sempre la stessa. E la sapete tutti, uomini e donne, siamo diversi. Scusate solo un attimo, è il tempo. Devo chiamare solo un attimo il call center per una fattura, che c'è una cosa che non mi convince tanto assai. Speriamo che, insomma, chi sia. Benvenuti nell'area riservata ai clienti. Sì. Gli operatori sono momentaneamente occupati. Che ti pareva? La preghiamo di... So. Salve, io operatore H24, fila per secco, resto di 2 periodico, ma tu puoi chiamarmi Camilla. Cosa posso aiutare te? Sì. Nome? Giovanna. Cognome? Criscuolo. Come scusi, puoi ripetere? Io non ho capito. Criscuolo. Crisuolo? No, Criscuolo. Bristuolo? No, Criscuolo. Ok, signora Bristuolo, tu esponi un problema a me. Sì, allora, io ho un problema con una fattura. Mi dà un attimo, io passo a ufficio amministrativo, ok? Sì. C'è di perdere mezza giornata che morria uffici fare a me, sole, sì, va bene. E perché in tu perché non ho niente a che fare, è una commedia, lo so, ma insegnai a memoria, bella madre. So. Salve, io operatore H24 fila per sicurezza di 2 periodico, ma tu puoi chiamarmi Camilla. Cosa posso aiutare te? Scusi, ma lei è la stessa di prima? Eh sì, c'è riduzione del personale. E allora io ho spostato in altro ufficio, ma tu non preoccupa, mi dica. Sì, allora io... Nome? Gliel'ho detto poco fa. Nome? Gliel'ho appena detto! Nome? Camurria, Giovanna! Cognome? Criscuolo! No, scusi, non ho capito, puoi ripetermi? Non ci posso credere. Ok, non ci posso credere, scritto tutto attaccato? No! Criscuolo è il cognome! Criscuolo! Mi pongo il tuo problema.
Senta, no, io ho un problema con la fattura. Lei ha tariffa noi 2, poi Sì. però ha attivato tariffa noi 3. Nel frattempo ti ho fatto amante? Quale amante? Io come si permette, scusa? Terzo chi è? Non fosse affare so, comunque mia mamma. Se chi ci crede che sei tua mamma? Senti, voglio sapere perché sto parlando più del doppio, sto pagando. Senta, avanti, me lo vuole spiegare? Tu non arrabbi. Tu non arrabbi, io mi arrabbio. Ecco, infatti, è subentrata altra tariffa. Come un'altra? Che tariffa è, scusi? Tariffa si chiama chi sotto, chi sopra, più si è, meglio è. Che tariffa è cu sotto e cu sopra? Ma chi è sta cosa? Ma da che pronto? Cascavo a linea, ma chi è? Una cosa vastasa. Cosa da impazzire, va. Signore Dio. Vediamo se mi spunta una ciota la tosca. No, so, è libero. Pronto? H24? Chi? Lei è misa in fila per 6, come mi... Lei chi cerca, scusi? No, io ho chiamato per una fattura. Aspetta un attimo, signore. Resta in linea, cortesemente. Ma qui è chi? Pippo! C'è una che ha domanda di fatture, che ci devo dire? Ma qui è Pippo. L'ha fatto ultimamente? No? Va bene. Pronto? Signora? No, guardi, signore, il mago Pippo non ha fatto fatture ultimamente, ha fatto... Un mago Pippo? Non so, ha detto anche il malocchio. No. Ci ha dato il numero dell'otto, ma tu dici che non ha fatto, non lo so, vuole prendere un appuntamento? No, io ho chiamato il numero verde del call center, quale appuntamento? No, signora, quello numero verde, questo è a pagamento, sono 15 euro a minuto, più IVA. Minchia, fammi stutare, oh! Cose da pazzi, va, cose da pazzi. Ah, ma almeno, sì. Benvenuti nell'area clienti. I nostri operatori sono momentaneamente occupati. Sente, Gioia, passiamo a qualcuno perché mi stanno venendo 5 minuti che mi rono un 4 ore, chiaro? Può dire a me, grazie. Benissimo, lei qui è H24? No, io sono PH 5.5. Vabbè, senta, le volevo chiedere. Giovanna! Cognome. Camurria Criscuolo. Può fare lo spelling, per favore? Sì. Catania, Roma, Imola, Salerno, di nuovo Como, Udine. Signora, guardi che questo è il call center di Palermo, non è mica la stazione ferroviaria. Guarda, ma sta cazziando, spatte. Va bene, glielo rifaccio di nuovo allora, signora Criscuolo. C come cuschifiumo fece fare. R come un ringrazio signore che ha sognato telefono. I come ietta sangu. S come meglio che non lo dico. C come camurria. U come uci mi venissi dittari. O come ogni volta sembra la stessa storia. L come l'hanno ammazzari. E ascolti bene l'ultima è la O, signora, la O di fangolo. Uè, ciao, uè, Ambrogio! Tutto bene? Uè, per Silvio! Dici, aspetta a parlare. Allora, devi parlare in italiano, capito? In milanese. Oh, Fabio Max, sta facendo a torroncino. In milanese? Bene, me la stai facendo a panettone. Buonasera. Siamo pronti per questa Buonasera ricetta. a tutti, un attimo. Sì, ricetta. Che cosa succede? C'ho ancora la cucina, sto ristrutturando la cucina. Questa è la sua cucina? Sì, perché è in continua evoluzione. Questa è la cucina. Buonasera a tutti, mi presento, sono Sì. chef Antonello De Padellis, Sì. ho ristorantini sparpagliati in tutta Italia. Sì. Poi pensate, c'è uno in via Monte Napoleone a Milano, e sempre Chino dei migliori stilisti d'Italia. Ah, c'è... Poi, a proposito di moda, ma da chi ti vesti? Ah, io spesso mi vesto DNG. Ma DNG chi? Dolce Gabbana. Ma io, guardandoti bene, veramente, secondo me tu ti vesti da IC. I cinesi. C'è uno stilista? Offendere in questa maniera. Ma vuole offendere, è uno stilista. Andiamo avanti, I cinesi. stiamo con le mani sulla ciolla. Cosa? Sulla ciotola. Ti giuro avevo capito una cosa che non posso dire. No. Tranquillo. No. Termine siciliano. Non sa squadro, sì. Comunque andiamo avanti, questa sera vi farò una ricettina francese. Sì, francese. Aveva detto francese. Scusate il mio accento, francese. Allora andiamo avanti, iniziamo con la ricettina. Allora prendete una pentola. Una pentola. Tipo come a pressione? A pressione a posto, 120-80 mine, ma... La pentola. Boh, ma che dottore, non lo Non lo so. No, una pentola, si diciamo inventa. La pentola deve essere... una pentola, bella a pressione. La riempite d'acqua, la fate bollire quando l'acqua è bella voghiuta.
Bella vughiuta. Bella vughiuta. Vughiuta è un termine. Che è pungente, come vughiere. Ma in assaccio, vai. Lo sta tagliando. Buttate dentro 500 grammi di sgracco come si chiama? Che de casa sucano. No, escargot. I crackstone, vai. Vai, le craston. Guardi, il termine è molto simile a quello nostro siciliano. Sì, che craston. Allora, andiamo avanti. E li fate cucinare a fuoco lento finché non buttano tutta la sputacchiella che c'hanno. Che brutta la sputacchiella, effettivamente, bravo, un buon metodo, seguite questi. Mettete a parte, Poi prendete un gran padel. Gran padel, che in francese si dice? Un pareddone. Poi i francesi, mettete dentro... Je suis paredon. Mettete Je suis paredon, io e paredon, non so un paredon. Noi abbiamo mettete dentro pomodoro, sale, pepe, cipolla tagliata a julienne. Com'è la cipolla giusta? No, mischino. Julienne è la mia prima ragazza che mi ha lasciato per un altro. No, poverino. Si vede l'aspetto interiore dello chef. Non ho rancore. Non ha rancore. Sta tappanare. No, scusa, in italiano. Questo infradito. Ma che c'è? La tristezza dell'artista. Sì. Andiamo avanti, mettete dell'aglio. Dell'aglio quanto? Pensate extra. Ma perché si dice? Se pensate extra poco, mettici alla tuta, dai, Ma non è per la quantità, era per il termine. Pensate extra mi pareva. Va, andiamo avanzi. Io sto anniscendo l'aglio comunque. Cosa? Non lo so neanche. Mettete dell'olio. L'olio? Allora, il problema dell'olio è un problema che ci poniamo tutti quanti. Quanto olio mettere in una... Più o meno. Va bene una sbrizia. Una sbrizia è un termine siciliano. No, tu non sei milanese. Sbrizia è comasco. Quando il marito esce di casa, quello dice: uè Marisa, piglia il palco che è sbriziata. Ma veramente? Proprio a Milano così sono, no, veramente. Sì, ma lei siete per caffè, io lo voglio. Ma non è che stai facendo. Allissitevi. Prendete il tutto. Prendete il tutto. E lo infilate dentro il forno a 365 gradi per 36 ore. Ma lei è pazzo, così mi si brucia il palazzo. Sì, ma Rex hanno tutti i coi fuori. Com'è lei? Concludiamo con il nome del piatto. Concludiamo con il nome del piatto. Questo piatto si chiama animaletti cornuti con casa popolare sulle spalle. Animaletti cornuti con casa popolare sulle spalle. Che piatto è? I babboloci con picce pace. Ciao Teru! Concorre che ti rompe tutto, cornuto io ti rompe. Arrascio, cornuto dell'inferno, schifo la terra. Ancora. Compare sta ancora, che ti rompe. Non mi facete correre, arrascio. E tu correre. Correre con ce n'è prescia. Arrascio. Assettati. Comba. La seggia della re c'è la seggia. Cornuto io c'è. Comba, cornuto voi, c'è la seggia. Cornuto pure tu, assettati perché sennò restiamo qua. Arash. T'assettaste? Arash. Arrivaste? I ginocchi arrivarono, un manno più avanti. Ma come si fa così? Arash. Assettati. Arash. Signore ti ringrazio, s'assettò. Comba. Cercatemi la rotola, compa, con una rotola. Questa rotola ogni 5 minuti, attaccatevi la culazzo, c'è la rotola, compa. Cornuto dell'inferno, schifo della terra. Cornuto voi e con voi c'è pure. Cornuto! Tutti amici! Usando a memoria! Compa, tutti amici vostri sono. Ma tu, la disgraziata di mia moglie appena torna a casa la fracchio allignate. Compare, si spargi la voce. Si spargi la voce. Cornuto io. Cornuto voi. E ancora non abbiamo cominciato, compare. Già ma tu pigliato 8 cornuti. Ma ancora non abbiamo cominciato.
Ma che te voglio dire? L'avete sentita questa ultima cosa? Ancora marrizzane carne, Che c'è, compare? Merda madre. Che c'è, compare? Vuol dire ci fu un ciclono. Che cosa? Fu un ciclono, ci fu. Compare, Ho leggito un giornale, Che ci ci fu fu? un ciclono. E chi è? Su cosa che c'è un ciclono? Ma compare, ma siete ignorante. Un ciclono, che so che giro, tipo acqua, trona, vento. Tempesta. In Birmania, ci fu il Dove? ciclono in Birmania. Bella magia e robe stennute. Chi c'entra a Birmania? Vuoti la vita all'ercara freddi in robe stennute. Vabbè, ma quando c'è vento ciuscia, non è che... Ma che ciuscia, compare, cornuto l'inferno, schifo la terra. Cornuto voi. A finire, compare, c'è la storia del suo cornuto. Compare, ma arriva questa notizia. Ma che ne sai se spargi questa disgrazia? Caro mio, tu ne sciuto, compare. Ne scio, compare, ne scio, non si può camminare. Non si può camminare, cornuta della miseria, non si può camminare. Perché? Io attraversai la strada, manco l'attraversai la strada, me ne tornai a metà strada dell'attraversamento, me ne tornai. Ma perché, compare? C'è traffico, c'è troppo traffico per ripetere, c'è traffico, c'è talmente tanto traffico che le donne incinte, pur non avere problemi, ne escono da casa per ir all'ospedale al 7° mese. A così hanno 2 mesi di tempo per arrivare. Compare, compare, a sera ne scevo, compare. Ne sciste? Mi venivo con mia moglie, al ristorante. Ti portai e ci mettesti la maschera a tua moglie? Sì, ci mi sa velletta. Perché se si scantano i cristiani appena esce con tua moglie? Lo sapete, nel suo ristorante, compare, si mangia buono. Ah, sì? E alla fine della cena fanno pure un sorteggio. Sorteggiano? Sì. E chi sorteggiano? A quel che vince può ir a fare sesso sfrenato nella stanza da letto che c'è sopra, può fare sesso sfrenato con la cameriera. Se vince un mascolo può fare sesso con la cameriera. E se vince la femmina che fa? Col proprietario del ristorante. Cornuto un proprietario. Sì. Ma non sapete una cosa? Ma voi che la cameriera vinciste? No, io no. Non hai vinciuto mai. No. Però mia moglie ha vinciuto 7 volte. Allora cornuto non so io, compare. Cornuto voi e con voi dice pure. Che dici, compare? Ma che fa, ma bene? E faccio come lo sapete? I voci circolano, compare. Caro mio. Schifo della terra. Cosa di nascere, compare, mi dovete credere. Mi dovete credere, compare, non ce la faccio più. Sì. Tipo per esempio, ma voi che avete girato, voi che ne scete, compare. Io viaggio sempre. Ma che mi dici a me? Ma c'ha tenuto a Danimarca, Perciò, compare. A Danimarca c'ha tenuto. Bellissima, c'è pure il Vaticano. Un Vaticano a Danimarca, un Vaticano a Roma, compare. Che c'entra? La centrale era a Roma, poi hanno visto che chi ha buono ne era per ora in Danimarca. Cornuto dell'inferno! Sì. Cose di nascere. C'è la succursale. No, invece sapete, me ne io a vacanza, mi faceva vacanza, me ne io a Cuba. A Cuba? A Cuba. A Cuba ci sono femminute. Ci sono certe... Come si chiama? I cubisti. A Cuba i cubi hanno un cubo, ma certe cubi a Cuba che ci sono. E ci giocassi, ma compare, No, c'era mia moglie cornuto io. Pensava che mi avevo occupato. No, perché mia moglie giocava alla cioè proprio cornuto. Io mi facevo un bagnetto, mia moglie si faceva un bagnino, compare, la sa sapere. Cornuto voi! Ecco, un morice poro. Ormai? Niente, ma la cosa terribile, tornaio. Che c'è, compare? Tornaio lo viaggio, compare. Tornaio lo viaggio, scoprivo che mio figlio è Gaio. E come capisci? È Gaio, mio figlio. Ma che dicete, compare? Io l'avevo capito che mio figlio era Gaio, l'avevo capito. Perché? E l'avevo capito perché oggi quando era Nico ci accattaio il piccolo falegname e io giocavo con il piccolo falegname. Non è di mascolo. Sì, ma io lo si costruivo a casa di Barbie. È Gaio, è Gaio. Compare mio. Cornuto io. Certo, compare, io però voglio dire una cosa, faccio viaggiare. Aspettate, compare. Schifo la terra! Ma aveva scappato, scusate. Compare, siete un signore. Grazie. L'educazione prima di tutto, voglio dire. Compare, voi viaggiate, sapete una cosa, qual è un mescanto? Che io moro presto.
Io vorrei campare per sempre, io vorrei vivere tanto, tanto a lungo, vorrei campare per sempre. Ma voi dovete avere degli accorgimenti. Sì, lo so. Tipo, per esempio, voi fumate? Ogni tanto, compà. No, non da fumare, non da fumare, no, non da fumare. Vabbè, però... No, non da fumare, no. Vabbè, però non è che... No, compa, non da fumare. Compà, un fumo più, vabbè. Ma voi per esempio, voi bevete, compà? Ogni tanto un bicchiere no, di vino. No, compà, non andate a bere. Andate a bere. Un bicchierino, compà, un bicchierino. Cornuto io, andate a bere. Ma cornuto voi un bicchiere solo mi bevo, compà. Andate a bere, vabbè, un mi voglio. Ma voi mangiate, compare. Ogni tanto una bella cotoletta, ma errore, chi sarà errore? Andate a mangiare, ma una polpettetta, una polpetta. Verdura vogliotta, andate a mangiare. Ma io ce la metto la verdura sotto la polpetta, però. Verdura vogliotta, andate a mangiare. Un mangio più, andate a mangiare. Un mangio. Per esempio voi, compare, mi dicete, voi fate sesso, ne facete sesso, ne facete sesso. Compa, sesso, no, faccio sesso. Non da fare più, non da fare. No, ma una volta ogni tanto. No, la da fare proprio. Una volta ogni per scordata. Non dovete fare sesso. Ma facendo tutte queste cose io campo che sai, compa. Non lo so. Può essere che campate pure una settimana, però senza mangiare, senza vivere e senza fottere, sta settimana vi pare longa. No, È passato il tempo, ci ha scavato dentro, la vita che ci ha trasformato, il mondo è cambiato da allora, ma ricordo ancora tutti i giorni persi. Adesso che siamo diversi e niente sappiamo di noi, io non ti dimentico, il primo amore non si scorda mai, non è stato spento quel profumo intenso, parole, vestiti, canzoni e certe emozioni rapite lungo le salite. Dentro a questo viaggio e ancora mi fanno coraggio parole lasciate da te che non ti dimentico, il primo amore non si scorda mai. Siamo il prodotto di gioia e dolore, di segni che lascia la vita, figli di sogni segreti perduti nel vento. Innamorati di giorni d'amore magari nemmeno vissuti, nella memoria trasfigurati al sole come noi, ma il primo amore non si scorda mai. Che poi Ruggeri è uno che canta bene, tra l'altro. A me piace anche quando presenta con questa voce profonda. Però devo dire, francamente, quando si fanno le imitazioni, poi dovete sapere, io da bambino volevo fare tutti i mestieri del mondo, perché un imitatore è vario, no? Io volevo fare l'astronauta, da bambino volevo fare tutto quello che era nel mondo, e quindi comunque come imitatore ci sono quasi riuscito, perché alla fine imito gli altri. E allora mi viene in mente, parlando poi di musica italiana, poi capirete perché ora ci allacceremo alla politica, mi viene in mente un cantante italiano che molti anni fa ha dedicato una canzone ai politici. Non è che sia cambiato tanto, perché ascoltando sempre il telegiornale mica è cambiato tanto. E questo signore qua ha dedicato ai politici una canzone dal titolo emblematico. Non a tutti naturalmente, ma quelli che se lo meritano, molti anni fa gli dedica una canzone che fa: in questo mondo di... Bravi, vai maestro! In questo mondo
e non si arrendono mai. Allora, in questo mondo di santi, il nostro cuore è rapito da 1000 profeti e da 4 cantanti. Noi stiamo bene tra noi e ci fidiamo di noi in questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi. Noi siamo molto importanti, ma puoi venire con noi. Ma se un postino cade, si rompe una gamba, è una frattura composta? Chi si è battuto? No, ma l'ho detto per farti entrare. Meno male che per farti entrare. Che butta fuori i comici che non fanno ridere. Grazie. Che butta fuori i comici che non fanno ridere. La gente mi ama. E il pubblico che non si porta le ragazze. La gente mi ama perché lo capisce che queste persone non fanno ridere. Signor Matranga. Beh, però diciamo che lei non è che fa un... Poi ci potremmo prendere un buttafuori qualunque. Dico, adesso lei è entrato anche nel cuore della gente per la sua non simpatia, direi, perché ogni tanto prova a fare qualche battuta con... Sì, ma ora ho fatto un personaggio mio inventato nuovo. Questa è la regola per partecipare in questo laboratorio. Nuovo, originale. È un cantante semi-inglese, semi-italiano, semi-interrato. Vabbè. Ma chi se n'ha minchiata? Speriamo che il resto è meglio, dai. Ecco, vabbè. Anche di blu, anche di flu, anche mi sento flu. I been in line, I been in loot, I been in energy this mind. What did you can I'm too flirty? What did you let to my? What did you do? What did you do? What did you... A parte che questa è mica. Mica più! No, mica... Mica più! No, mica più. Aspetta, mi copio allora. È mica, tra l'altro un'imitazione fatta malissimo. Dico, poi lei non capisco perché che cosa vuole, mica. Questo è mica! E mica lo sapevo io! Manza, non l'ho capito!